L'incontri col Tiepolo Audin ha scomincia qui, in questo severo palazzo che per quasi 3 secoli, da fin dal 400 al 1600, è stata la splendorosa residenza dei patriarchi di Aquilee, che la loro giurisdizione si sradiava sull'Italia nord-orientale, sull'Istria e su territori dall'Austria e dalla Slovenia. Per conseguenza della scancellatura del patriarcato 1751, il palazzo condogna la chiesa di Sant'Antonio Abad al diventa l'abitanza dell'arcivescovo di Udine. Per Sossalis e passa la più parte della storia del Friuli. A chi la cultura e l'arte si incovari naturalmente. La inte veculì, un ponte fisso di riferimento. Il palazzo patriarcale, con la dal team palpaiti il peso dai Heinz, fin tanto che da spo dal terremoto del 1976 si rende necessario un lavoro per staticità e per restauro architettonico, che completata al 1994 al permette di tornare ad operare al palazzo, ma queste volte come new site dal Museo Diocesano. Passa la parte che mene a schialinate d'onore, all'udicchiata subito il Tiepolo. Chialanti in su, un'ardite prospettive di linis procurate e viodute de schialinate, non soffrisse una cerchia di sensazione che si può dare agli oldi subito da spo, appena buttati il voli a che il ciel di Dulacca vegna in parasfur i agni ribei. Clamat caliera sui 30 anni, dal 1626 a pitturare il soffitto de schialinate, Juan Battista Tiepolo ha scominciato così a Udin, con quel straordinaria fresca, una schiria di opere che lo portano in col team a toccare picchi artistici simpli puialdis. La sala grande dal prim plan è fas di elegante ingresso al percorso dal museo, che scomincia con le stanzioni dedicate a sculture in legno dal Friuli, dal 1200 al 1600. E è l'esposizione di 50 statue che con loro si impara la storia dell'arte dall'intai, ete romaniche e ete barocche, in strette combinazioni tra religiosità e culture, creatività e pietà popolare. Espressioni caratteristiche di tutte le zone che sono a cavallo de Alps, anche in Friuli la scultura in legno ha avuto momenti di grande splendore, mediante artisti anche domeni di Tulmiez, che te prima ete dal Rinascimento al fol pari de più innominate botteghe furlane di intagliadors in legno, clamate scuole dai Tulmiezins. Cullà di sale in sale si può così riconoscere i momenti storici più significativi, passando da viverosità dai scultori dal Cinquecento, alla teatralità dal manierismo al barocco. Coi camerars a scominciare a fare ordenazioni ai artisti dal marmol, l'arte in legno in Friuli è lei al mancul e entri il 600 e il 800 è dischiato un po' alla volta, fino a livello di artesanato. Per arrivare al plan nobile si è di là per un passaggio strano. La sinuosa schiale a CAE che ha sul soffitto un fresco di Ludovic d'Origny, il pittore che per chiasate dai Manins aveva lavorato di lungo tal domo di Udin e te ville di Passariano. Al proprio il d'Origny a fa, all'illuminato patriarca Dionisi Delfino, il nome dal giovane Juan Battista Tiepolo per decorazioni dal palazzo patriarcale. La schiala a Bovul emane il visitatore prendi tutte sontuose biblioteche, che era quei su due plans di scafalature intagliadis, più di 10.000 volumi antichi. La sua realizzazione le ha volute dal 1609 che il stesso Dionisi Delfino, che così ha intenduto completare la ricostruzione, da dal progetto dagli architetti Domeni Rossi e Juan Massari.
La città di Udin e poteva in che smut ve a disposizione la prime biblioteche pubbliche, con preziosi e raris edizioni di libris e con centenars tra incunabui e cincentinis, ven a stai volums, boris fur subit da spoda invenzione dai caratters a stampe. La figurazione che completa dal soffitto la decorazione delle biblioteche mediante un quadri a veli, opere di Nicolao Bambini, e comparta anche un'insinuativa ammonizione a ricercare la vera sapienza, vale a dire un saver illuminato de rivelazione divina. D'ogni de biblioteche si chiate la sala Celestine o dal baldachin, col soffitto pitturato di Zuan da Udine, un dai più innomenati artisti furlans dal Cincen, collaboratore da Raffaello, che proprio da lui i fidà la decorazione de stanzis dal Palazzo Apostolico in Vaticano. La visita è sale da proof, la sale giale, col soffitto bilisiat con stux, e parte anche un preambolo all'inquintri con la maravigliosa policromia dal tiepolo, che fa sflandorare la stanzione da Cis, il Salon Ross, o sei dal Tribunale. Tre anni da spola fresca de schialinate d'onore, Juan Battista Tiepolo al palese proprio culì la sua plena maturità artistica. Il giudizi di Salomon, pensato per marcare il tema di giustizia, al diventa per l'artista occasione per mettere in gioco prospettivis e colori stravanati di una luce nuove, vivarose e sorreglate, che involuce e che fa risaltare tutti i protagonisti dal fatto biblico. La luce, che il tiepolo la fa sbrissata ai vestis ai marmui e scurnis, e è la rivelazione delle sue straordinarie capacità espressive e che diventerà, di come in ca, l'elemento caratteristico del suo linguaggio pittorico in Italia e in Europa. Dai cantons de sale, i quattro profeti maiors, Ezechiel, Geremia, Isaia, Daniel, abbelanci il gran affresco, con lambris di cil e continus moments di umanità. De sale rosse, l'itinerario continua e sale dal trono, ossia l'ampli e l'usuroso salon indulà che il patriarca riceveva in udienze i dignitari e i rappresentanti des diocesi di sua giurisdizione. Sulle pareti Dionisi Delfino al fasera raffigurare tutti i suoi antecessori, cominciando di San Marco e Sant'Ermacure, e al far par sicuro il tiepolo disegnare i ritratti dai prince, lasciando che gli altri spesmans dei suoi collaboratori. La grande pittura dal soffitto è più resint, è un lavoro di Domeni Fabris, dal 1840. Da cis dal Salon del Trono, il scrigno più prezioso dal Palazzo Patriarcale, la Galleria dagli Ospizi, che il patriarca Dionisi, dal 1627, al pratindè che fu pitturate fur par fur dal Tiepolo, con senis di argomento biblico. Il giovane Tiepolo al fasè di plui, all'imbombare le figuris de suo inimitabile luz, una sua ispirazione freschie, udinese, rendendo vivs gli enfrilis inquadraturis illusionistichis creatis dal Mengozzi Colonna, divers fazze de Bibbie, con un contà limpid che si slarghe dal soffitto e spares, dal sacrificio di Isaac a stories di Abram, di Sara, di Isaac e di Jacob.
La galleria dagli ospiti e lascia scaturire spesso eleganze, l'ambris di paesaggi, l'usuros e vivs, a fase di scenari a figure delineate con leggera semplicità. In Jacob, il tiepolo affigura se stesso, un curioso e piuttosto insolito autoritratto, insedati entro il vieli chianor Laban e la giovine Rachele che squinti i due, un ritratto de Somuir Cecilia. Dai intendimenti dal patriarche, la scelta dall'episodio biblico aveva, prima di tutto, un preciso significato religioso. Attraverso il davuelgisi des vicendis di Israele, al comparissi il plan salvifico di Dio quale guida la storia verso un avvigni di salvezza. Gli promessi fatti di Dio a Abramo, Isaac e Jacob dall'Antico Testamento acchiati la loro completezza in Cristo e si perpetuano in cumò de missione d'Eglesia. Sotto dal significato religioso e trasparis per altri per analogie anche una domanda politiche, difenduta con determinazione dal patriarca Dionisi Delfino e intenduta a mantenere la continuità e la legittimità della tradizione patriarcale di Aquilee, perpetuata da sede udinese, per altri che si mettono in discussione le politiche internazionali. Gli dos grisail, ossia i pitturi sul gris, che mostrano le storie di Giacobbe e di Esaù e le figure di certi profetessis, completano la decorazione delle gallerie, che resta l'opera più significativa dal tiepolo a Udin. La cappella privata attaccata e sale dal trono e offrisse in più dal soffitto decorato dai bambini anche un altro motivo di interesse. I due quadri starons dal tiepolo che sono mettuti di qua e di là dall'altare e che rappresentano San Carlo Borromeo e Sant'Antonio di Padua, fatti dal 1632. L'itinerario dal Palazzo Patriarcale si conclude con la contemplazione svizzinata delle prime opere tiepolesche in Sud Udin, il slontanamento dagli anni in Rebei dal Cilde schialinate d'onore. Des diversi dati passati a Udin, il tiepolo lascia in plusors lux operes notimancul significativis. In Chischiel, per esempio, de grande sale del Parlamento Furlan, donde dai freschi di Pomponio Amalteo di Juan Battista Grassi, si può ingualmare de zone più basse qualche suo intervento decorativo con scenis militari e più in alto cubis di putti pitturati sui tons dei barcons. Le pinacoteche gli mettuto in mostra qualche opera di cavalletti di particolare valore, anche dei quadri di San Francesco di Sales e dall'Agnol Custode, un team d'Eglise dei Filippins. Il Consilium in Arena, ordinato al tiepolo dal chialuni Conte Antonio di Montagnà, dall'indomanda all'inquintri con i cavalieri dall'Ordine di Malte per difesa dei diritti della nobiltà udinese. E la Grande Tele, un team dal Palazzo Caeselli, che raffigura la fortezza e la sapienza. In tal domo, subito da spot al gran successo avuto per la fresca de schialinate dal Palazzo Patriarcale, il tiepolo al proclamate confraternite dal Santissimo Sacramento per decorare la cappella, in dulache sflandore la piccola icona della risurrezione. Te navade a Mandrete si chiati in due sei grandi quadri realizzati a cavalletto a Vignesie, che rappresentano il San Sermacure Fortunato e la Santissima Trinità.
D'ogni dal domo la piccola iglesia de Purità. Culi il Tiepolo a lavorare insieme col figlio Andomeni dal 1659, da spolis grandoni soparis di Würzburg. E al un richiatassi di gran significato, perché si tornava a rinforzare un leam con la città, che pari e convignesie lo aveva panduta a tutta l'Europa. Il figlio Andomeni, lasciando al pari la magia dai colors, al pitturale spares con la tecnica dal clare scuro, realizzando vot scenis biblicis sunt un cilin dorat. Gioan Battista invece ha lasciato in due nuovi capolavors, l'Immacolade insedate sull'altar e il grande affresco de Assunte per decorare il soffitto. Questi dos soparis de maturità mostrano in sfese la crisi religiosa che si sarà spanduta dall'ultimo lambri de vite artistiche umane dall'artista Madrid. Ma tal sestimp a riconfermi la straordinaria personalità artistica del Tiepolo, calpolè figure di nos mentea, fatis di luz, di colors, di spazis. Su quantes gli avvalchianti mus espressis dal barocco, dal rococò e dal prim neoclassicismo, Gioan Battista Tiepolo si imponge ormai anche il più gran pittore europeo del Seicento. Così udin che ha la fortuna di vedere tanti testimonianze dai momenti più significativi d'evoluzione artistica del gran mestri, anche voi con plena ragione e è conosciuta come città dal Tiepolo.